13ª giornata della Serie C femminile al Belvedere di Calmasino, derby tutto veronese tra Real Bardolino ed Hellas Monteforte, formazione dell'Est molto ostica in quanto staccata di soli 5 punti in classifica dalle ragazze di Marina Pellizzer. Le formazioni: Real Bardolino con Sartori, Bianchini, Pompele, Boccagni, Leonesi, Bulgarini, Ecker, Campostrini, Dalri, Mascanzoni e Rizzi. A disposizione di Marina Pellizzer, Pigozzi, Piccin, Zocca, Divina, Muco, Dal Cappello e Trentin. L'allenatore degli avversari è Marco Vicentini, sceglie Pigozzi, Meon, Filippini, Armellini, Ferretto, Salisburgo, Roncari, Meneghetti, Dalmaso, Confente e Fusa. In panchina per l'Hellas Monteforte Sitta, Fattori, Lunardi, Vantini, Dalgrande, Zamboni e Cunerlato. Dirige l'incontro l'arbitro il signor Giuseppe Mansueto della sezione di Verona. Purtroppo sarà sconfitta per il Real Bardolino, una sconfitta che è fondamentalmente frutto di un primo tempo praticamente inguardabile da parte dell'11 giallo-blu lacustre, che non è riuscito ad esprimere al meglio l'enorme potenziale di cui è in possesso. Tanta sterilità, troppa sterilità offensiva in una frazione che ha visto solo nel tentativo di Rizzi al quinto la possibilità di passare in vantaggio. Poi più nulla per il Real, ma molto, anzitutto per le volenterose ragazze dell'Hellas Monteforte che passano in vantaggio al 20° con Confente, leste e caparbie nello sfruttare al meglio un errore difensivo da parte del Bardolino. La ripresa è tutta un'altra cosa, la musica cambia con la formazione di casa costantemente in avanti alla ricerca del pari, impattando però ogni volta nel muro umano eretto a difesa di Pigozzi. Da sottolineare il bel diagonale di Campostrini alla mezz'ora, fuori davvero di un nonnulla, ma soprattutto la grandissima occasione allo scoccare del 90° sui piedi di Mascanzoni, che a tu per tu con Pigozzi non riesce a superarla. Il Real Bardolino esce quindi sconfitto di misura dalla gara interna del Belvedere, lasciando così sul campo tanta amarezza, vedendo l'Hellas Monteforte piombare a soli 2 punti di distanza, ma soprattutto scatenando le ire del presidente Marcello Battistoli, contrario e polemico su alcune scelte ritenute da lui stesso poco coerenti alla situazione da parte della pur brava e sempre presente allenatrice Marina Pellizzer.